Buongiorno, ben ritrovati, ore 13. Oggi parleremo di agricoltura, disoccupazione e pensioni, ma parleremo anche della manifestazione che si è svolta a Verona questa mattina, a Fiera Agricoltura, dove gli agricoltori stanno protestando. Molti agricoltori sono in ginocchio per la cimice asiatica, chiedono un intervento immediato anche della Comunità Europea. Ma lo faremo insieme a Rosita Battain, segreteria generale FLAI. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sara Pasqualini, segreteria generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. E Stefania Masier, patronato INCA. Buongiorno. Dunque, intanto il comparto agricolo è un comparto a sé. Quindi quando parliamo di disoccupazione o parliamo di pensioni, di che cosa parliamo? Allora, innanzitutto è la parola disoccupazione che non ci deve trarre in inganno. Nel senso che l'agricoltura è principalmente un settore nel quale vengono applicati i contratti stagionali. Vuol dire che i lavoratori hanno in prevalenza contratti a termine che possono protrarsi per un tot di mesi, poi dipende anche dall'esigenza dell'azienda, e possono anche protrarsi con diversi datori di lavoro nel corso dell'anno. Nel momento in cui loro devono, tra virgolette, chiudere la loro posizione annuale e quindi faccio un esempio che così è anche più semplice per le persone a casa. Noi ad esempio adesso nel periodo tra gennaio e marzo stiamo raccogliendo le pratiche di disoccupazione agricola che coprono le giornate non lavorate e anche a quel punto anche la parte contributiva delle giornate del 2019, quindi l'anno precedente. Quindi non è una forma di disoccupazione che si attiva nel momento in cui io rimango senza lavoro, è una forma di disoccupazione che si attiva per coprirmi le giornate che non ho lavorato in un anno precedente. Quindi cosa vuol dire? Che io potrei anche avere un contratto in agricoltura ad oggi, mettiamo, l'azienda mi ha assunto a settembre e ce l'ho fino a marzo, però io oggi, da qui a marzo, lo ripeteremo spesso nell'arco di questa puntata perché è fondamentale, le date sono molto importanti per i lavoratori agricoli, da qui fino a fine marzo il lavoratore agricolo con contratto a termine ha l'opportunità di andare a fare la domanda che va a coprirgli le giornate non lavorate e di conseguenza recuperare anche l'aspetto contributivo per quanto riguarda l'anno 2019. Ecco, gli agricoltori lo sanno, si informano, oppure diceva sono date ben precise per cui... Allora, noi ovviamente l'informazione esiste, nella maggior parte delle aziende, quelle più organizzate, anche i lavoratori che vengono assunti vengono informati. Dopodiché purtroppo abbiamo tutta una serie di lavoratori che si spostano nel territorio, che spesso e volentieri, proprio per la non conoscenza, perdono l'opportunità, perché poi questa domanda o la si fa o si perde il diritto, nel senso che non c'è l'opportunità poi di recuperarla in un momento successivo, nel momento in cui ha l'informazione. Quindi ad oggi è importante. La cosa che diciamo, ribadiamo quotidianamente noi nel corso dell'anno, venite a chiederci, venite da noi, anche se avete un contratto in agricoltura che ha solo un tot di giornate, perché magari per voi l'opportunità c'è, perché magari quelle, più quelle che ho fatto l'anno precedente, oppure quelle che sto facendo, non nel senso perché poi ci sono dei requisiti, poi andremo nell'analisi dei requisiti, però almeno così noi abbiamo l'opportunità di incrociare questi lavoratori e dirgli un po' com'è il mondo dell'agricoltura, perché è completamente differente rispetto agli altri settori che abbiamo qui nel territorio. Ecco, noi diciamo anche che ai telespettatori che vogliono chiamarci per sapere, per avere informazioni, per fare delle domande, lo possono fare allo 0422 1626 798. Parlavamo di questo comparto che comunque è il mondo a sé. Non è facile monitorare poi tutti i lavoratori agricoli? No, è un mondo molto complesso, è un mondo che è difficile anche intercettare i lavoratori, perché sappiamo che sono lavoratori che possono lavorare 15 giorni per una stagionalità specifica. Sono contratti anche particolari, perché sono contratti che hanno un inizio, non una fine, e poi in un tot di giornate previste in questo inizio e questo fine, perché si dà per scontato che in agricoltura io forse non riesco a lavorare tutti i giorni, perché mettiamo caso oggi diluvia, è abbastanza complesso che il lavoratore riesca ad andare sul posto di lavoro.
È un settore complesso che ha delle dinamiche un po' particolari, dopodiché dettate un po' dalla tipologia del lavoro che le aziende fanno e che i lavoratori effettuano poi. Però è un settore che è meglio conoscerlo, è meglio spiegarlo nelle analisi, nelle regole, perché poi sono anche regole molto, molto vecchie rispetto a altri, insomma, altri settori che magari anche la NASPI, per esempio un lavoratore del settore agricolo ha diritto alla disoccupazione agricola, non ha diritto alla NASPI. E quindi ci sono dinamiche diverse ed è un settore che è molto complesso, sia nella modalità di dare un contratto di lavoro, sia nella modalità poi di avere quelli. Noi abbiamo l'ammortizzatore della DS agricola, però poi c'è anche un ente bilaterale che dà una serie di contributi, insomma oggi cerchiamo di analizzarlo un po' nel dettaglio e di darvi tutte le informazioni necessarie. Ecco, quando parlavamo di disoccupazione parlavamo di date e anche di come si compila questa domanda. Ecco, ci può dire qualcosa? Quindi? Certo, volentieri. Allora, ricordo a tutti che le date, come diceva Sara prima, sono fondamentali perché c'è una finestra di 3 mesi soltanto che si apre da gennaio fino al 30 di marzo dell'anno in questione. Passate queste date non c'è più la possibilità di recuperare quanto perso rispetto a quest'anno. Quindi è fondamentale che vi rivolgiate alle nostre sedi o che vi venga il dubbio, insomma, di essere voi i protagonisti, se siete lavoratori agricoli dipendenti, di chiederci appunto se tocca anche a voi fare questa domanda entro il 30 di marzo, ripeto, termine perentorio. Se arrivate nelle sedi il 1° di aprile, purtroppo la domanda non può più essere spedita e rischiate di perdere retribuzione e soprattutto parte contributiva, quindi di andarvi a coprire quei periodi non coperti per maltempo, perché i giorni del vostro contratto a tempo determinato magari non erano sufficienti, non coprivano tutto l'anno lavorativo. Ecco, quella parte lì va proprio coperta solo e unicamente con la domanda di disoccupazione agricola, che ha la durata temporale di 3 mesi, lo torno a dire. Nel momento in cui si viene a fare la domanda non sono necessari molti documenti, le cose fondamentali, la carta d'identità, il codice fiscale e poi ovviamente noi lo chiamiamo in gergo l'SR 163, cioè quel modulo che l'INPS richiede per la certificazione dell'IBAN. Ti fermo solo un attimo perché abbiamo una telefonata, che così. Buongiorno. Buongiorno, niente, volevo chiederle una cosa. Sì. Siccome che parlano tanto di largo giovani, e so che anche in agricoltura ci sono tanti pensionati che possono stare a casa con la pensione che prendono, 1.300, 1.400 e anche qualcuno anche in più, perché dipende dai lavori che ha fatto, e ancora continuano a lavorare in agricoltura. Secondo lei va bene così? La ringrazio, adesso le faccio rispondere da... Sara, rispondi tu. Vabbè, provo io a rispondere, anche se ovviamente poi sì, è ovvio che largo ai giovani è vero, nel senso che l'agricoltura sta generando, i dati poi ci dicono anche che nella provincia di Treviso sono aumentati i posti di lavoro nel settore dell'agricoltura, quindi abbiamo un fenomeno in aumento sui contratti, e questa è una cosa positiva che va a vantaggio, insomma, di tutti quanti, della comunità, insomma. Poi è vero che purtroppo ci sono delle caratteristiche, delle esperienze, forse delle professionalità, mettiamola così, nel mondo dell'agricoltura, che qualche persona che ha fatto negli anni poi arriva alla pensione e poi decide di continuare ad operare con questa forma di contratto. È prevista, cioè si possono fare, nel senso che poi loro, se sono in regola, poi comunque l'INPS fa il conteggio, dopo magari Stefania spiega meglio di me, io cerco di spiegarlo in modo semplice, però l'INPS fa una serie di verifiche, il conteggio tra quello che è la pensione e quello che è il lavoro che viene fatto, e trova l'equilibrio poi anche nella dinamica
della retribuzione, nella dinamica delle coperture, delle tasse, tassazione e tutto quello che ci sta dietro. Quindi è ovvio che l'agricoltura potrebbe essere un'opportunità, tanto che molti giovani si sono avvicinati al settore, noi riscontriamo anche questo, anche nelle realtà un po' ibride tipo gli agriturismi, quelle cose là, molti giovani si stanno avvicinando e questo è un dato positivo, è un settore, il settore primario per noi e soprattutto settore in crescita questo? Sì, ma anche per la provincia di Treviso è un settore strategico, a mio avviso molto importante per tutta l'economia di tutta la provincia, insomma. Ecco, poi magari torneremo a parlare proprio di questo, dei giovani che si stanno avvicinando a questo comparto. Scusate, avevo interrotto, stavi parlando di che cosa bisogna portare per la domanda. Fondamentalmente appunto i 3 documenti fondamentali sono carta d'identità, codice fiscale e la certificazione dell'IBAN, che è un modulo molto semplice da portare o in banca o in posta dove si ha il proprio conto corrente e farlo certificare, cioè far mettere un timbro alla banca o alla posta in maniera tale che corrisponda a quel lavoratore quel IBAN specifico, cioè che ci sia proprio la certificazione da parte di questi enti rispetto appunto al conto in cui andranno poi i pagamenti effettuati dall'INPS. Sono cose molto semplici, quindi la domanda fondamentalmente può essere fatta da tutti. Poi coloro che devono recuperarsi anche assieme alla domanda di disoccupazione gli assegni familiari, perché poi ci sono anche mamme e papà lavoratori agricoli che magari colgono l'occasione, e nel nostro settore va fatta assieme alla domanda di disoccupazione, anche appunto l'occasione per fare la domanda di assegno familiare. A quel punto basta aggiungere alle 3 cose che vi ho appena detto i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare e gli ultimi 2, 730 o comunque insomma certificazioni del reddito, quindi nello specifico per quest'anno 730 2019 e 730 2018. Così si conclude tutta la pratica. Vogliamo ricordare quali sono i mesi? I mesi in cui sarà possibile fare la domanda di disoccupazione agricola sono gennaio, febbraio, marzo. Il termine perentorio per presentare le domande sarà il 30 di marzo. Noi naturalmente invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori della nostra provincia a rivolgersi alle nostre sedi per tempo, perché vediamo che molto spesso qualche documento magari è imperfetto oppure il lavoratore magari se lo dimentica, insomma ci sono delle imperfezioni, possono succedere alcuni casi insomma non prevedibili, il computer che non va, il sistema che magari si inceppa, quindi vi invitiamo diciamo a non prendervi all'ultimo minuto. Ecco, le nostre sedi sono aperte, noi ci siamo presenti, vorrei dire quasi H24, non prendetemi alla lettera, però è abbastanza così, insomma. Ecco, ormai è già un mese da quando loro potevano venire da voi. Sono già iniziati ad arrivare? Qualcuno ha già portato qualche domanda? Direi di sì, che già iniziato insomma è eufemistico, diciamo. Molte delle nostre sedi sono già molto impegnate, ma noi non ci spaventiamo, venite pure. E ecco, a proposito volevo dire questo, giusto per togliere anche dei dubbi a chi magari il nostro settore lo conosce meno. Dire che noi stiamo facendo tante domande di disoccupazione agricola non vuol dire che il settore agricolo sta male in questo momento, anzi la domanda di disoccupazione agricola ci dà anche la possibilità di misurare il fenomeno e in qualche maniera anche arginare altre situazioni che ci sfuggono, cioè il fatto che il lavoratore agricolo che molto spesso ha contratto a tempo determinato non faccia la domanda di disoccupazione ci deve far più preoccupare che non il contrario. Il fatto di farne tante ci dà anche la misura del nostro territorio e della nostra situazione. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Da dove chiama? Io chiamo da Morgano. Da? Morgano. Morgano. Ci dica pure. Non so se l'argomento esula un po' dal tema, però io volevo parlare su quota 100. Posso chiedere qualcosa? Sì, dica pure.
Allora, io sono un ex dipendente della scuola, ero assistente tecnico informatico e sono andato in pensione a settembre con quota 100. Sì. Fino al 31 dicembre, io ho visto il mio stipendio, avevo una ritenuta che io ho calcolato così circa del 18%. Da gennaio mi sono trovato 50 euro in meno e ho fatto sempre nuovamente il calcolo ed è un 20%. A voi risulta che questo sia una cosa normale o devo venire da voi perché io ho fatto domanda tramite la CGIL con la signora Tortorella? La ringrazio, facciamo rispondere Sì, beh, a questa lei. è una questione di ritenute fiscali, quindi bisogna capire come mai quest'anno lui si ritrova a pagare di più. Lì bisogna proprio andare a un CAF e fare una verifica con il CAF. Ecco, quindi invitiamo il telespettatore a recarsi esatto. Oppure al CAF. eventualmente, appunto, magari se riesce a stamparsi un cedolino della pensione, venire a controllare e vedere come mai, che cosa hanno caricato come ritenute. Perché l'INPS purtroppo, o ex INPDAM in questo caso qui, non dà più a casa, cioè non manda più a casa comunicazioni scritte. Il pensionato, il lavoratore deve accreditarsi all'INPS con il suo PIN dispositivo e da lì può scaricarsi tutti i cedolini, tutte le comunicazioni che dà l'INPS. Noi non possiamo come patronato entrare a vedere le particolarità della pensione, ma se lui lo fa, oppure viene da noi, lo accompagniamo, glielo facciamo fare noi anche il PIN dispositivo, da lì riusciamo a capire qual è il problema, ma se mi parla di ritenute è proprio una questione di tassazione. I primi mesi l'INPS, quando liquida una pensione, non è mai corretta né sull'IRPEF né su altre cose. Perché cos'è che fa? Intanto decide di cominciare a pagare, di dare qualcosa alla persona che va in pensione per non lasciarlo senza stipendio e senza lavoro. Nel frattempo, nell'anno in corso, di solito sistema sia la parte fiscale che la parte riguardante proprio il calcolo della pensione. Quindi sì, magari passa da noi, ci diamo un'occhiata e vediamo un po' cosa fare. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio con ore 13. Rieccoci nuovamente in studio, ore 13, stiamo parlando di agricoltura, di pensioni e di disoccupazione, ma parliamo proprio delle pensioni in questo comparto che è completamente diverso. Sì, appunto perché è un comparto molto particolare. Nelle ultime normative sulle pensioni anticipate in particolare hanno inserito i lavoratori in agricoltura proprio come lavoratori gravosi. Questo cosa comporta? Che chi lavora in agricoltura negli ultimi 10 anni ne ha almeno 6 di contribuzione come lavoratore agricolo e ha un anno di contributi prima del 19° anno di età e in tutto nella sua contribuzione arriva a fare 41 anni di contributi, questa persona può richiedere oggi una pensione anticipata proprio come lavoratore precoce e gravoso. Ecco, spieghiamo poi cosa vuol dire precoce e gravoso, perché magari... Allora, precoce praticamente è un lavoratore che ha iniziato a lavorare da almeno un anno prima di compiere i 19 anni di età, quindi deve avere un anno di lavoro dipendente. Non può essere un periodo figurativo, quindi deve essere proprio un lavoratore dipendente e 52 settimane, cioè un anno proprio. In tutto deve raggiungere, per avere questo diritto a pensione, 41 anni di contributi. Questi 41 anni di contributi devono essere fatti di 35 anni effettivi di lavoro e per arrivare a 41 posso aggiungere la contribuzione figurativa. Nel caso dei lavoratori agricoli cosa hanno? Hanno che quando loro fanno la domanda di disoccupazione agricola, nell'arco dell'anno hanno un periodo di lavoro, un periodo di disoccupazione agricola che è un periodo figurativo, quindi mi serve per raggiungere i 41 anni, ma hanno anche chi lavora più di 150 giornate all'anno, un periodo di trattamento speciale che vale a tutti gli effetti come lavoro dipendente, quindi si trasforma praticamente tutto in lavoro dipendente, escluso una piccola parte di disoccupazione agricola che è comunque figurativa. Il lavoratore gravoso è quel lavoratore, in questo caso, che fa proprio il lavoro in agricoltura. Ci sono altre qualifiche, altre mansioni che rientrano, tipo chi fa facchinaggio, chi lavora nelle imprese di polizia è un addetto non qualificato, gli infermieri che hanno un orario prestabilito anche a turni, notturne, che è stabilito dal contratto, quindi ci sono varie formule. In questo caso il lavoratore agricolo è proprio un lavoratore gravoso. A questi vengono chiesti 41 anni di contributi più una finestra di 3 mesi che è stabilita per tutti.
serve fare una certificazione particolare, si chiama AP116, è un documento, una dichiarazione che fa il datore di lavoro, dove lui praticamente specifica da quanto tempo questa persona lavora qui in azienda, Sì. che tipo di mansione fa, che qualifica ha. E c'è un codice che si chiama codice Istat che praticamente proprio identifica quel tipo di lavoratore. Ecco, Certo. il momento della disoccupazione agricola è proprio anche un momento di capire, perché magari c'è qualcuno che già lavora da tanto tempo in agricoltura e che magari non sa che può avere questo diritto. Oltretutto in agricoltura c'è un'altra cosa, alcuni periodi di lavoro in agricoltura esplode. Cioè io posso aver lavorato, non so, 4 anni in agricoltura e questi 4 anni di lavoro possono portarmi ad avere più anni di contribuzione perché si presentano determinate situazioni. Quindi è importante venire, nel momento della disoccupazione agricola è bene chiedere magari anche un estratto se si è intorno a 1960, 61, insomma chi si avvicina, che pensa di essere vicino alla pensione e fare verificare questa cosa qui. Magari nella sede della disoccupazione Sì. si raccoglie quella, si fa presente, si viene al patronato, così che appunto si dà un'idea di come magari può appunto arrivare a una pensione prima di quello che può pensare, ecco, tutto là. Ecco, si parlava prima del fatto che molti giovani si stanno avvicinando a questo comparto. Sì, sì, i dati ci dicono che la fascia d'età, soprattutto dai 20 ai 30 anni, insomma, si sta avvicinando al settore. Ma a livello imprenditoriale anche, nel senso che si mettono in gioco loro stessi, c'erano dei fondi a livello di Unione Europea che erano stati stanziati, che avevano incentivato un po' queste dinamiche qua. Dopodiché noi abbiamo il problema dell'agricoltura, cioè il problema dell'agricoltura è che molti giovani ci lavorano anche poi ci sono delle dinamiche un po' proprio al limite della legalità in alcune situazioni e soprattutto abbiamo visto anche molti migrati che sono entrati nel settore dell'agricoltura perché è un lavoro principalmente fisico, quindi necessita una certa capacità, una certa velocità, ormai le dinamiche, ed oggi è uno dei problemi che ci sono nel settore dell'agricoltura, si chiedono dinamiche di competizione anche con strutture grandi e quindi le realtà un po' più piccole, e noi qua nel nostro territorio abbiamo medie-piccole realtà, vanno più in affanno perché non sono competitivi sul mercato, perché poi sappiamo benissimo che quando si va al supermercato magari la frutta e la verdura te la vendono con un certo prezzo che può essere favorevole o meno favorevole a seconda della strategia anche della struttura, però poi di fatto quello che arriva all'azienda è spesso soggetto a dinamiche del mercato, dinamiche di grande distribuzione, insomma. Rispetto però al passato, ad esempio, il fatto di fare queste domande, i giovani sono più... Sì, la cosa importante, la cosa che noi sottolineiamo è che l'informazione è fondamentale per il settore dell'agricoltura perché Esatto. ti dà quell'opportunità di avere comunque dei diritti riconosciuti, nel senso che, diceva prima bene Rosita, se uno lavora un tot di mesi però avrebbe l'opportunità di recuperare con il meccanismo di disoccupazione tutto l'anno, è poi una cosa nell'ottica della pensione che oggi sappiamo che noi giovani, mi metto anche noi perché mi sento un po' quell'ottica là, però noi andremo con altre dinamiche e saranno sempre più allungati i tempi di vita sui tempi di lavoro, insomma, quindi in quell'ottica lì certe cose, certe informazioni ci danno una mano a essere più consapevoli. Poi è un lavoro dignitoso come gli altri, ci sono tanti che gli piace anche lavorare all'aria aperta. Poi noi non distinguiamo, agricoltura non vuol dire solo vigneti piuttosto che ortofrutticoli, agricoltura vuol dire allevamenti, agricoltura vuol dire le coltivazioni di funghi che abbiamo nel territorio, vuol dire di pesca anche perché ci sono anche dei centri di produzione di pesce, insomma qui nel nostro territorio c'è parecchio prodotto e quindi tutti questi entrano nel settore dell'agricoltura. Ci rifermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente ore 13, stiamo parlando di agricoltura, parliamo anche della manifestazione che si è svolta
questa mattina a Verona all'apertura di Fiera Agricoltura, una manifestazione degli agricoltori che stanno protestando perché non si trovano soluzioni per la cimice asiatica che sta distruggendo numerosi campi. Se la regia ci manda in onda un piccolo bite del governatore Luca Zaia, che è intervenuto proprio a Fiera Agricoltura. Penso che questi danni comunque debbano essere riconosciuti agli agricoltori. Penso che dobbiamo fare in modo che si controllino le frontiere, che l'Europa sia più presente, ma penso anche in tutta sincerità che il tema del blocco del pagamento delle rate dei mutui, dei contributi e di tutte le partite che si fanno in caso di calamità diventi realtà. Si parla di vera e propria calamità. Sì, purtroppo il fenomeno è esteso e colpisce dall'alto al basso tutta l'Italia, insomma. Leggevo anche io i dati che davano stamattina, parlano di oltre 160 milioni di danni nel Veneto, nella regione Veneto. Sicuramente il fenomeno è complesso, perché poi parliamo di un insetto fondamentalmente che è anche complicato, non è che è complicato bloccare un insetto alla frontiera, insomma. Scusate la battuta, non voglio, però è per far capire che il fenomeno esiste, il cambiamento climatico esiste nel nostro territorio, che poi la domanda successiva, perché poi noi come CGIL ragioniamo sempre nell'ottica sì di risolvere il problema, ma anche nell'ottica di evitare che risucceda. E quindi la dinamica è questa ad oggi: il fenomeno esiste, il fenomeno, questa cimice provoca danni innumerevoli, ci sono tantissime aziende in difficoltà sicuramente perché poi vivono col raccolto e quindi in automatico un raccolto danneggiato ha un valore, anche per le dinamiche che dicevo prima delle dinamiche del mercato, un valore sicuramente inferiore rispetto a un prodotto di buona qualità, insomma. E soprattutto anche la provincia di Treviso con i prodotti che abbiamo noi facevano una serie di liste, ma anche i kiwi qua non si sa tanto, ma noi abbiamo produzioni importanti di kiwi anche nella nostra provincia, nel nostro territorio, e questa cosa qui crea sicuramente disagio. Ben vengano gli interventi che strutturino, che dia un po' di sollievo e di respiro alle aziende e anche di conseguenza ai lavoratori, perché poi se l'azienda non guadagna in automatico forse rischia anche il lavoratore di rimetterci, però ripetiamo, questo problema climatico è un problema che va affrontato anche con altre azioni, perché da una parte si possono chiedere risorse per coprire i danni, dall'altra parte dobbiamo tentare veramente di intervenire nell'ambiente che lo stiamo un po' troppo maltrattando, e ambienti maltrattati facilitano che questi insetti poi facciano un po' quello che vogliono, nel senso che vanno a danneggiare i prodotti e vanno a creare un problema economico a una struttura come siamo strutturati, insomma, nella provincia di Treviso. Ecco, ci dicevano appunto anche dalla Coldiretti molti agricoltori sono davvero in ginocchio, hanno perso gran parte dei prodotti in questi anni e chiedono appunto che l'Europa, insomma, intervenga. Sì, la richiesta è prettamente di risarcimento, perché poi in realtà noi non possiamo permetterci che a fronte di un problema del genere che, ripeto, riguarda tutta l'Italia, ma riguarda probabilmente tutta l'Europa e probabilmente anche altri continenti, però un problema del genere può mettere in ginocchio delle realtà che comunque hanno una loro struttura e sono importanti e fondamentali per il territorio. Su questa cosa noi condividiamo. Ripeto, poi quando arrivano i fondi bisogna anche utilizzarli nelle direzioni corrette. Sicuramente ad oggi bisogna studiare una modalità per quale l'insetto vada forse a creare meno danno alla produzione, oppure anche trovare delle dinamiche. Adesso scusatemi, io non è che sono proprio tecnica competente, di lavoro faccio la sindacalista, però sicuramente un'evoluzione anche tecnologica che possa portare a dare delle protezioni alle aziende, insomma adesso mi viene a mente perché ci stiamo ragionando a voce alta, insomma. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno signora Giusy. Allora, bisogna fare come l'Australia. L'Australia non entra niente, neanche se uno c'ha in borsetta una mela, sì? la fanno levare. Qui entra il Dio e il diavolo. Qui in Italia noi non abbiamo bisogno di nessuno Stato, perché abbiamo il pane, la farina,
il latte, la frutta, la verdura, abbiamo tutto. Devono mettersi in mente di chiudere le frontiere come fa l'Australia, questo voglio dire. È inutile e sempre peggio sarà. Anche quei cimici adesso, cosa bisogna fare? Nella verdura, nei frutti bisogna mettere tutte le reti da alto a basso fino a terra per salvarsi. E andiamo avanti così, tutti brontoliamo, bisogna far così, bisogna far colà, ma non facciamo niente. Come l'Australia, voglio dire, non lasciare entrare più niente. Vi ringrazio. La ringrazio, la ringraziamo. No, è duro non far entrare. Apprezziamo l'entusiasmo. No, io insomma, ha rimarcato i prodotti nostrani, insomma. Sì, ma io sono convinta che la signora che parla di reti vuol dire che lei ha una cultura in questo momento e sicuramente si sta anche difendendo da questo fenomeno, io assolutamente. Certo. Dopodiché, ripeto, non è così semplice, è complesso, poi sicuramente l'Italia delle risorse interne ce l'ha, altre risorse le importiamo da fuori. Quindi bisogna fare tutta una serie di accorgimenti. Io ribadisco il concetto che per noi è fondamentale che indipendentemente da trovare un ritorno economico per risolvere il problema, io penso che oggi sia veramente, l'azione deve essere più lungimirante, dobbiamo pensare al passo successivo, ma questo in generale, non solo per la questione dei cimici, un po' su tutto, anche quando cadono i ponti o piuttosto ci sono dei squilibri idrogeologici nel nostro territorio, se invece di tentare di risolvere sullo stato emergenziale ragionassimo su una struttura di manutenzione potrebbe portare dei benefici migliori a tutti. Insomma. Torniamo a parlare dell'argomento nostro principe. Che cosa accompagna la vita di un lavoratore agricolo? La vita del lavoratore agricolo è accompagnata per fortuna da una serie di aiuti, o meglio di fondi, che il lavoratore agricolo ma anche la sua azienda contribuiscono a rimpolpare. Il contributo del lavoratore e il contributo dell'azienda vanno a confluire, scusate ve li faccio vedere in maniera semplice, ma insomma faccio vedere questi due frontespizi. Sono i due fondi di cui possono usufruire le lavoratrici e i lavoratori della provincia di Treviso, questo nello specifico, e tutti i lavoratori del territorio nazionale, questo. Questi sono strumenti importantissimi che aiutano alle volte in maniera anche consistente, poi eventualmente se avremo il tempo e lo spazio magari farò qualche esempio, o se qualche telefonata in qualche maniera ci aiuta a dippanare questo argomento lo farò più che volentieri. Vi do solo dei numeri per farvi un esempio. Il fondo che si chiama FIMI e che accompagna la vita di tutti i lavoratori agricoli della provincia di Treviso aiuta per esempio i lavoratori a pagare le scuole per i loro figli e ci sono delle prestazioni anche notevoli. Un esempio su tutti, scusate che li leggo perché oltre che tutto sono appena stati anche ritoccati in aumento e quindi diventano anche cifre importanti. Faccio un esempio: il contributo asilo nido e scuola materna è di 500 euro all'anno. Unito magari al bonus libri o altre forme anche comunali e parallele, diventa un sostegno importante. C'è un'altra prestazione che si chiama visite e prestazioni specialistiche, per la quale è prevista un'integrazione pari al 40% sulle prestazioni specialistiche a favore di tutti i dipendenti e dei familiari fiscalmente a carico. Cosa vuol dire? Che se un lavoratore agricolo della provincia di Treviso ha la pazienza e la bravura di mettere via nel cassetto, diciamo, tutti i ticket sanitari relativi alle spese che ha affrontato lui e tutti i familiari fiscalmente a carico, quando viene nelle nostre sedi può fare assieme alla domanda di disoccupazione anche la domanda per recuperarsi queste spese e su 100 euro spesi il FIMI gliene restituisce 40 euro, se li porta a casa con questo fondo qua. Poi se siamo noi bravi e se evidentemente anche il lavoratore collabora, facendo un'ulteriore domanda a questo fondo che è quello nazionale,
qualche volta si spende 100 e si porta a casa 140. E tutto quello che non si è riusciti a portare a casa da questo fondo e da questo fondo, quando si va a fare il 7,30, il rimanente può essere oggetto di recupero di ulteriore 19%. Ecco che sapere le regole che circondano il nostro mondo davvero può fare la differenza per la microeconomia dei nostri lavoratori agricoli. Vengono a informarsi su questi fondi o ancora sono un po' resti? Noi facciamo un'informazione, vorrei dire, accanita, nel senso che tutti coloro che vengono a fare la domanda di disoccupazione vengono informati e vorrei dire interrogati con un termine un po' che forse non c'entra, ma insomma noi lo spieghiamo, lo diciamo, ma la sensazione che abbiamo è che ancora tanti altri che magari non frequentano le nostre sedi o non si sono passati parola, perché poi il passaparola nel nostro settore davvero è un'arma potente, ma insomma tanti ancora non conoscono questo fondo. E a proposito della telefonata di prima che aveva parlato anche di pensionati, sì, ricordiamo che non sono solo i lavoratori cosiddetti attivi, coloro che sono beneficiari di questi fondi, ma possono usufruirne anche per esempio i pensionati che magari stanno facendo dei lavori a tempo determinato. Ecco, questo è bene sottolinearlo, quindi non solo chi è attivo in quel momento, ma chi è già in pensione può usufruire. Esatto, tutti coloro che hanno una retribuzione, diciamo, agricola, di lavoro agricolo dipendente nella provincia di Treviso, nel caso del FIMI e per alcune prestazioni. E in tutto il territorio nazionale se guardiamo invece le prestazioni pagate dal fondo FISA, che è il fondo nazionale questo. Perfetto, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Sonia. Buongiorno signora Sonia. Niente, volevo chiedere, mio marito ha 43 anni di contributi, gli hanno fatto l'autista o l'agricoltore subito all'inizio, adesso è dal 2010 che sei sull'agricoltura. È valido anche per lui il lavoro gravoso essendo che è autonomo? Ecco. No, purtroppo no, perché deve esserci un'attestazione da parte di un'altra persona. In questo caso può essere solo lavoratore dipendente, quindi i lavoratori agricoli autonomi, che sono i coltivatori diretti, i coltivatori mezzadri, non possono usufruire di questa cosa qui. Sì, non rientrano, deve proprio essere un lavoro dipendente in agricoltura. Perfetto, ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente a ore 13, abbiamo parlato dei fondi, ora parliamo però di infortuni e di malattie professionali. Sì, perché come in tutti i settori, ma credo che nell'agricoltura sia prevalente, c'è una questione di lavorazione manuale. Spesso e volentieri ci si fa male a casa ma anche sul lavoro. È importante denunciare sia infortuni che malattie professionali. Perché questo? Perché oltre al fatto che appunto paghiamo un'assicurazione che è l'INAIL, quindi è giusto avere anche dei risarcimenti in base a quello che paghiamo. Ma è importante perché quando io lavoro ho dei periodi di malattia che mi possono portare anche al licenziamento. Questo se è una malattia generica, quindi una malattia che non dipende dall'ambito lavorativo. Certo. Invece tutto quello che risulta creato, cioè che mi arriva da conseguente a un tipo di attività lavorativa, va fuori dal periodo di comporto. Questo è importante anche per la pensione, perché un infortunio, sempre in un determinato periodo, è valido anche agli effetti pensionistici come lavoro effettivo. La malattia superata i 6 mesi non vale più come lavoro effettivo, ma vale figurativamente, quindi ha un valore economico diverso. Ti fermo solo un attimo, scusami, perché abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno a lei. Buongiorno. Forse vi soffia di fora. Sono in agricoltura. Sì. Non sono tra disoccupazione, però sono tra i pensionati. Capito? Tutto bello quello che dici altri. Però un agricoltore, l'imprenditore agricolo, deve lavorare finché il muore per non farsi mangiare il capitale, perché ogni giorno, ogni 2 o 3 mesi che c'è una novità nuova, bisogna andare dal sindacato o da chi che sia
e te paghi le pratiche. Ma ora che agevolazioni te fate per i contadini, per i codi, per le imprese agricole o te fate per i sindacati? Perché anche ma sempre soldi. Ma te c'è tanti scheri da Ciese, te c'è tanti scheri da PAC, ma che me ne frega, dico io capo. Ma se vado me ne potete via messi, cosa vuoi dire? La ringrazio, intanto così le faccio rispondere immediatamente. Non ho capito se questo signore è un lavoratore o è un imprenditore. È un imprenditore. È un imprenditore, ho capito io. È un imprenditore che deve pagare un sacco di cose da quello. No, allora, l'impresa è un rischio, nel senso che chi ha impresa ha un rischio. Effettivamente, forse in agricoltura rispetto ad altri settori i margini, ma per tutte le logiche anche dei ragionamenti che abbiamo fatto prima, insomma, sicuramente è un lavoro faticoso, è un lavoro, spesso e volentieri sono famiglie intere che si mettono in gioco su questa cosa, e sicuramente poi è anche complicato mantenere l'attività per le dinamiche appunto che tentavo di spiegare anche prima. Dopodiché io adesso che vengono da noi i lavoratori che hanno necessità di avere assistenza per queste cose, ma noi siamo sindacato che difende ovviamente i posti di lavoro, la dignità del lavoro soprattutto, e lì dove ci sono dei meccanismi che non sono chiari, io per prima tante volte si ragiona anche col datore di lavoro per trovare delle soluzioni, perché capiamo, comprendiamo, comprendiamo tutto, dopodiché ci sono delle regole che devono essere rispettate in agricoltura ma come negli altri settori, insomma le impostazioni fiscali e quello che bisogna pagare per il lavoro dipendente sono le regole dello Stato italiano, non c'entrano né i sindacati né gli imprenditori, ma sono regole che devono essere rispettate, insomma. Spero di aver risposto, se ho capito la richiesta del signore, insomma. Stefania, stiamo parlando, scusa l'interruzione di prima, stiamo parlando invece proprio di infortuni e malattie professionali. Ecco, l'importanza appunto è quella di denunciare questi eventi, anche perché è giusto sondare il settore, è giusto capire cosa succede a chi lavora in questo settore, che è appunto l'agricoltura. Anche le malattie professionali sono importanti ed è importante registrare l'INAIL cosa succede dentro l'ambiente di lavoro, anche per il lavoratore, in particolare per il lavoratore, perché il lavoratore può avere diritto a delle rendite, può avere diritto a degli indennizzi che vengono dati direttamente dall'INAIL. Ci sono delle prestazioni che mi eroga l'INAIL gratuitamente finché ho questo tipo di riconoscimento. Quindi nell'occasione adesso anche di disoccupazione che frequentano il patronato, il sindacato, date informazioni su queste cose qui, su questi eventi, se vi sono capitati, se sono situazioni lavorative adesso che potrebbero creare delle situazioni insomma da monitorare. Venite e date anche questo tipo di informazioni, insomma, che sono molto utili per noi, ma in particolare per il lavoratore. Per loro, Ecco, mi sento di aggiungere una questione sugli infortuni, soprattutto perché facendo appunto molte domande di disoccupazione, avendo un contatto molto, molto alto insomma, con i lavoratori agricoli, mi è capitato in questi giorni insomma, di vedere lavoratori ancora in infortunio mentre fanno la domanda di disoccupazione e che non sapevano che nel momento in cui l'infortunio è ancora aperto possono rivolgersi al nostro patronato per far patrocinare, come si dice in gergo, l'evento stesso. È una cosa importante, forse vi aggiunge qualcosa anche Stefania, cioè vi invitiamo a farlo, quindi tutti coloro che dovessero avere un infortunio ancora aperto con il verbale di pronto soccorso si rivolgano alle nostre sedi, ai nostri patronati per farsi patrocinare la pratica. Sì, anche perché finché sono al lavoro magari ho il pagamento anticipato da parte dell'azienda della mia indennità giornaliera per quanto riguarda l'infortunio, se invece non sono più a lavorare devo fare proprio una richiesta direttamente all'istituto INAIL. Quindi è importante appunto fare queste comunicazioni, anche perché, ripeto, è collegato sia ad avere un indennizzo economico in quel momento lì, ma mi può servire anche per il futuro, pensionistico o meno. Quindi bene, insomma, che vengono fuori queste notizie qui. Perfetto, noi siamo arrivati quasi in chiusura, vorrei ricordare, visto che se no lo dimenticano, intanto che ci sono, vogliamo ricordarlo, delle agevolazioni importanti che forse ancora molti non conoscono. L'obbligo di fare il 730, vogliamo ricordarlo, e
Certo, allora ricordo per l'ennesima insomma i due fondi, poi chiamateci e saremo ben contenti insomma di andare nello specifico rispetto a questi fondi. Sappiate che comunque sono degli aiuti rispetto ad alcuni argomenti, la malattia, l'infortunio, piuttosto che le scuole dei bimbi, piuttosto che altre questioni. E ricordiamo a tutti che tutti coloro che percepiranno la disoccupazione agricola e quindi che avranno un Q anche da parte dell'INPS avranno l'obbligo di fare il 730, cosa che alcuni si dimenticano di fare perché purtroppo l'INPS non spedisce più il 730 a casa, ma demanda al singolo il fatto di scaricarselo con il PIN di cui accennavano prima Sara e Stefania giustamente. Ecco, mi raccomando, nel momento in cui vi venisse il dubbio, chiamateci, venite nelle nostre sedi e noi vi sapremo rispondere se avete anche voi l'obbligo di farlo oppure no. Ma in linea di massima chi percepisce la disoccupazione agricola e quindi avrà due CUD, quello da reddito dipendente e INPS, avrà l'obbligo di fare il 730. Sala, vorremmo ricordare ancora una volta i mesi che hanno a disposizione per poter... Ricordatevi che il vostro tempo massimo è fino al 30 di marzo di quest'anno per tutti i lavoratori che hanno i requisiti per fare la domanda. Quindi ancora 2 mesi abbondanti per poter venire e richiederlo. Venite ad informarvi e poi ovviamente chi ha il requisito farà le pratiche e gli altri nel frattempo acquisiranno le informazioni che gli servono per avere anche più conoscenza del settore dell'agricoltura. Anche perché una cosa importante da dire è che chi viene fuori tempo non ha più diritto, giusto? Sì, si perde il diritto purtroppo. Perfetto. Io sono arrivata al termine, ringrazio le mie ospiti per aver spiegato tutte queste cose che nel comparto agricolo forse non sono facili a volte da capire. Quindi grazie davvero per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13, grazie per averci seguito, arrivederci.